Una settimana fa è partito il tabacco e poi sabato è toccato anche al mais. Sì, diciamo che mercoledì aveva colpito più il tabacco perché è una cultura fragile per quanto riguarda la grandine. E il mais si evidenziava molto meno. Sabato ne è venuta dell'altra che era più fitta ma più fina, ha fatto il resto sul tabacco e in più il mais gli è andato dietro. Lavora nell'azienda agricola ereditata dal padre Alessandro Zin, con lui anche il figlio. Una settimana così a memoria non la ricorda. Incalcolabili i danni al tabacco, che è tutto da buttare, al mais, che verrà utilizzato per l'alimentazione degli animali. Ma qui si può dire addio alla frutta, come le pesche, e anche alla produzione del vigneto a Prosecco, Doc e Merlot. Purtroppo il danno è abbastanza ingente, più che altro anche per una forte perdita di qualità dell'uva. Cosa sta inquadrando il nostro collega? Qual è Sono il grappoli problema? di uva, tutte queste essiccazioni, marcescenze sono colpi di tempesta, di grandine e naturalmente l'uva ha una scarsa qualità ridotta così. Da giovedì scorso non ha fatto altro che rimboccarsi le maniche Alessandro Zin. Buona parte delle perdite del raccolto sono coperte da assicurazione, ma soprattutto l'evento di mercoledì scorso ha causato danni gravi ai tetti e alle serre, come questa distrutta, utilizzata per far essiccare il tabacco. Si tratta di costruzioni datate che fino a mercoledì facevano egregiamente il loro servizio e adesso sono praticamente inservibili. Qui l'assicurazione non c'è. Come Alessandro Zin, tanti colleghi dell'Alta Padovana, l'area più colpita dai violenti eventi della scorsa settimana, qui ormai al cielo si alzano gli occhi, ma con paura.